L'imposta di soggiorno verrà utilizzata per il rilancio della città. Sono state messe in cantiere una serie di iniziative che avranno una grande ricaduta nel rispetto del regolamento e delle finalità per cui è stata introdotta. A dichiararlo il primo cittadino di Agrigento, Francesco Miccichè. E infatti quello stabilito dalla Giunta di Agrigento, che ha deliberato per l'anno in corso una spesa di ben 265.000 euro, il massimo spendibile oggi, dei 384.000 euro provenienti dal Ministero dell'Interno, nonché 42.000 euro provenienti dalla tassa di soggiorno. Per l'amministrazione Miccichè investe l'imposta per promuovere il territorio e migliorare l'offerta turistica. Ecco il dettaglio degli investimenti: 80.000 euro destinati al decoro urbano con interventi di manutenzione e recupero di beni ricadenti nel territorio comunale, 40.000 euro destinati alla realizzazione di una puntata di Macari, la fiction trasmessa nel marzo scorso in prima serata su Rai 1, che vede protagonista Agrigento e la Valle dei Templi, 20.000 euro destinati al marketing con la creazione di campagne promozionali sui social, 100.000 euro destinati alla promozione e agli spettacoli estivi già iniziati con l'evento Emozioni di Mogol, che ha riscosso un enorme successo di pubblico, 25.000 euro per la partecipazione a fiere internazionali come il TTG di Rimini, un evento che catalizza l'amministrazione dei più importanti operatori internazionali. Tra gli eventi finanziati alcune di queste manifestazioni: l'Associazione Culturale South Movie, con l'iniziativa Il Cinema Sotto le Stelle, ha avuto ammesso un finanziamento di 3.600 euro. Il gruppo teatrale Caos, per la rappresentazione teatrale dal titolo Il padre della sposa, ha ottenuto un finanziamento di euro 800. L'associazione bandistica Bellini, per la realizzazione del concerto dal titolo Notte di Note, Notte di Notte, ha ottenuto un finanziamento di 1.300 euro. L'associazione teatrale Lanterna Magica, per la realizzazione della rappresentazione teatrale dal titolo La mamma è sempre la mamma, ha avuto un finanziamento di 800 euro. L'associazione culturale Teatranima, per 2 eventi culturali di intrattenimento, L'amore imperfetto e Quasi Papa, su una richiesta di 2.000 euro, ha ottenuto un finanziamento di 1.500 euro. L'Associazione Culturale Visita Agrigento, per 2 eventi di promozione culturale, turistica ed enogastronomica denominati Il ritorno dalle origini, ha avuto, su una richiesta di 1.000 euro, addirittura ha avuto un finanziamento di 1.500 euro. L'Associazione Culturale Sole e Tradizioni di Sicilia, per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo Pirandello Stable Festival 2021 per 3 spettacoli teatrali, ha ottenuto un finanziamento di 2.400 euro, 40.000 euro a titolo di contributo economico in favore della casa cinematografica Palomar di Roma per le riprese della serie TV Macari 2, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalieri della Valle, per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo Sagra dei cereali e grani antiti autoctoni, su una richiesta di 5.000 euro, ha ottenuto un finanziamento di 4.000 euro. L'Associazione Culturale Rusina di Ragusa, per il concerto del musicista Rafael Gualazzi del 3 settembre 2021, ha ottenuto un finanziamento di ben 11.000 euro. L'Associazione Culturale Quinto Sol, per la realizzazione di un concerto della sopra citata band che si terrà presso il Tempio di Giunone, ha avuto un finanziamento di 4.000 euro. L'Associazione Culturale South Movie, per il Cinema Sotto le Stelle di Acragas, per la realizzazione di 4 serate secondo la proposta Il Cinema Sotto le Stelle e 4 serate dal titolo Cortile Arte e Gusto, ha avuto un finanziamento di 3.600 euro. L'Associazione Welcome Tourist Agrigento, per un'attività da svolgersi tra i mesi di agosto e settembre dal titolo Notte Bianca Agrigentina e Agrigento Street Art, ha avuto un finanziamento di 7.600 euro. L'Associazione Culturale Centro Cultura Mediterranea, per le rappresentazioni teatrali e musicali da inserire nel programma delle manifestazioni previste per l'estate agrigentina, ha ottenuto un finanziamento di 1.600 euro. L'Associazione Culturale La Compagnia del 9, per 5 spettacoli musicali per complessivi 2.500 euro richiesti, ha ottenuto un finanziamento di 1.000 euro. Il Comitato di Quartiere Fontanella Insieme, per 6 serate di teatro, musica e rassegna cinematografica
su richiesta di euro 3.000 per realizzare nel mese di agosto, ha ottenuto un finanziamento di 1.500 euro. L'associazione Panica Musica, con sede in Agrigento, per 3 serate musicali per complessivi 5.000 euro nel mese di agosto 2021, ha ottenuto un finanziamento di euro 3.000